Incendio mercoledì mattina a Rocca Pendice sui Colli Euganei. Un'alta colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme e i vigili del fuoco di Padova, utilizzando anche un elicottero per domare l'incendio boschivo. Ancora ignote le cause del rogo. È il secondo incendio del 2020 per i Colli Euganei, dopo quello di Montesolone lo scorso 8 aprile. Vista la zona impervia in cui si è sviluppato, impossibile da raggiungere con i normali mezzi dei vigili del fuoco, è stato utilizzato l'elicottero dell'unità organizzativa forestale della regione Veneto, giunto da Belluno, che, sorvolando la parete di roccia, gettava acqua su un rogo di cui si ignora ancora cosa l'abbia innescato, ma che con molta probabilità è di origine dolosa. Un incendio proprio nel cuore dei colli che colpisce uno dei luoghi simbolo con la sua palestra di roccia, molto frequentata dagli appassionati di arrampicata.